Nelle ultime 24 ore in Calabria registrati 409 positivi, 7 i decessi, il Reggino l'area con più contagi. È arrivato in serata in Calabria il neocommissario della sanità e dovrebbe insediarsi già domani, ma non è detto che ciò avvenga. Intanto in Calabria sale la protesta. Blitz del sindaco Chiuto all'ospedale di Cosenza, posti letti in esaurimento, emesso un'ordinanza per imporre all'azienda ospedaliera di ampliare l'organico. Gli ospedali calabresi sono in forte sofferenza, a Cosenza 22 malati Covid in attesa nel pronto soccorso e intanto la regione annuncia nuovi 244 posti letto. Hanno protestato stamattina davanti a Palazzo dei Bruzzi un gruppo di mamme che chiedono al sindaco Chiuto di chiudere le scuole in città. Dopo l'Ocri anche l'ospedale di Polissena è stato autorizzato a processare i tamponi molecolari. Buonasera dalla redazione del TG10, in apertura il punto sui contagi con il consueto bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore registrati 409 positivi. Nelle ultime 24 ore in Calabria si registrano 409 positivi su un totale di 3.082 tamponi. Dall'inizio della pandemia le persone risultate positive al coronavirus sono 8.317, quelle negative 292.816. Il Reggino e il Cosentino, le aree dove si registrano più contagi. Nel dettaglio i casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 110, a Catanzaro 44, a Crotone 34, a Vibo Valentia 19, a Reggio Calabria 202. Aumentano i ricoveri in reparto, oggi sono 283 e in terapia intensiva dove sono 19 i ricoverati. Aumento esponenziale dei casi e dei ricoveri nell'ultimo mese in provincia di Cosenza, da 10 a 100 pazienti nei reparti destinati al Covid e decine di persone con sintomi riconducibili al Covid in attesa di valutazione e, se necessario, di un posto letto che però non c'è. Intanto salgono i numeri in diversi centri dell'area urbana e dell'Interland, a Focolaio, a San Martino di Finita, San Giovanni in Fiore, che fino a qualche tempo fa era Covid-free, adesso preoccupa. Il salto di qualità del Covid-19 in provincia di Cosenza si legge chiaramente nell'aumento dei ricoveri registrato nell'ultimo mese nell'hub dell'Annunziata. Il 10 ottobre 2020 erano ricoverati nel reparto di malattie infettive 10 pazienti, nessuno nel reparto di rianimazione, in subintensiva o intensiva. Oggi, 10 novembre, sono 100 i soggetti ricoverati tra i reparti dell'azienda ospedaliera di Cosenza, il Covid Center del sito dell'ospedale di Rossano e la rianimazione dell'Annunziata, con 3 pazienti intubati. Numeri che sono la conseguenza diretta dell'aumento dei casi positivi sul territorio, avvenuto nello stesso periodo, da 142 a 1723. I contagi in provincia di Cosenza nelle ultime 24 ore sono stati 199, cifra record dall'inizio della pandemia. L'ospedale di Cosenza è vicino al collasso. Oggi alle 14 una ventina di pazienti con sintomi conducibili al Covid era in attesa di essere sottoposta a valutazione delle condizioni per un eventuale ricovero. Nel frattempo in città venivano soccorse altre persone che avevano richiesto aiuto alle USCA. Solo ieri, nella città di Cosenza, sono emersi 23 nuovi casi, 20 a Montaltuffugo, 16 a Rende, 16 a Spezzano della Sila, 29 nel piccolo centro di San Martino di Finita e 25 a San Giovanni in Fiore, dove altri 50 tamponi positivi effettuati in laboratori privati attendono la convalida dell'ASP di Cosenza. Il sindaco Rosaria Succurro descrive la situazione che si vive nella città della Sila. La situazione della Covid qui a San Giovanni in Fiore è in linea con la situazione emergenziale calabrese e quella della provincia cosentina in particolare. Se non avessi avuto profondo rispetto delle istituzioni avrei dovuto ergere delle barricate, ma in una situazione di emergenza dobbiamo tutti remare dalla stessa parte e cercare di risolvere il problema. Nei giorni scorsi, a causa di un ritardo dei dati forniti dall'ASP relativo ai tamponi processati, ha fatto sì che la città non avesse dei dati precisi sul numero dei tamponi e dei positivi, per cui sono stata costretta a dover chiudere le scuole e ad attivare anche una serie di misure ancora più restrittive nei confronti della popolazione. Abbiamo attivato il COC, Centro Operativo Comunale, per rispondere a quelle che erano le istanze della popolazione in difficoltà, quindi in termini di supporto. Fra qualche giorno inizierà uno screening della popolazione, in particolare abbiamo messo a disposizione un numero di tamponi gratuito per la popolazione meno ambiente. E nel bollettino di oggi risultano anche 7 decessi, aumentano dunque in Calabria i morti
e i contagi. 7 decessi in Calabria nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato nella nostra regione dall'inizio della pandemia. 2 morti nel Vibonese, un 91enne residente nel capoluogo e una donna di Cessaniti che aveva 85 anni. 2 donne sono morte anche all'Annunziata di Cosenza, si tratta di una 94enne e di una 78enne. Deceduta a causa del Covid anche un dipendente della regione responsabile dell'ufficio pensioni. Dolore anche a Rosarno, dove è morto per coronavirus l'assessore comunale Pasquale Calarco, il cordoglio del sindaco che ha proclamato il lutto cittadino. Dobbiamo rendergli omaggio, abbiamo già disposto le bandiere a mezz'asta e stiamo facendo un'ordinanza per dichiarare per domani, il giorno dei suoi funerali, il lutto cittadino. Crescono anche i contagi, a Gioia Tauro salgono a 100 i casi, 22 in più in un giorno. A Nocera Terinese, dopo il focolaio in una scuola, il sindaco ha deciso di avviare uno screening della popolazione in modalità drive-in. Anche a Lamezia contagi in aumento. Attualmente a 168 attualmente positivi, ma considerando quella che è la popolazione della città è un numero che comunque è in media con quelle che sono un po' le risultanze regionali. A Cassano allo Ionio nuova ordinanza per contenere i contagi. Il sindaco Papassa ha deciso di chiudere anche attività commerciali al dettaglio, tranne per quanto riguarda la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Disposta la chiusura domenicale degli esercizi commerciali e anche dei mercati. Il sindaco di Vibo, Maria Limerdo, denuncia il grave ritardo registrato nella lavorazione dei tamponi, ritardi, sottolinea, che si ripercuotono negativamente sull'attività che l'ASP vibonese è chiamata a mettere in campo per contrastare la diffusione del Covid. E intanto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro sottolinea che in Calabria l'impegno dei cittadini può abbassare la curva dei contagi e invita dunque i calabresi a rispettare le regole per poter poi alleggerire le restrizioni in atto. Ma intanto gli ospedali calabresi sono in forte sofferenza e la regione annuncia 244 posti letto in più. La Calabria ha i suoi ospedali Covid. Il presidente facente funzioni della giunta regionale Nino Spirlì ha infatti firmato oggi l'ordinanza che prevede la conversione di posti letto di area medica in posti letto Covid. Il provvedimento prevede un incremento di 234 posti letto Covid più altri 10 di terapia intensiva. Che nell'area nord, per le strutture di Rogliano, Rossano Corigliano e Paola Cetraro, sia realizzata una riconversione di numero 74 posti letto di degenza ordinaria e l'attivazione di numero 10 posti letto di terapia intensiva Covid-19 dedicati. Che nell'area sud per la struttura di Gioia Tauro sia realizzata la riconversione dei posti letto prevedendo i 40 posti letto disponibili in posti letto Covid-19 dedicati. Che nell'area centro, per la struttura di Soveria Mannelli, sia realizzata una riconversione di posti letto prevedendone numero 20 Covid-19 dedicati. Disporre la riqualificazione ed adeguamento della struttura Villa Bianca, già sede del Policlinico Universitario nel comune di Catanzaro, per la realizzazione di 100 posti letto Covid-19 dedicati. Le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere cui afferiscono tali strutture avviano entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza le procedure per l'adeguata sistemazione dei plessi ospedalieri da riconvertire in ospedali Covid-19, ovvero le procedure per la rimodulazione dei posti letto secondo quanto indicato nelle disposizioni del presente atto. Degli adempimenti posti in essere devono dare tempestiva informazione. Blitz del sindaco di Cosenza Mario Chiuto questa mattina all'ospedale Annunziata per verificare la situazione nella struttura dove ormai sono in esaurimento i posti letto per la cura di pazienti con coronavirus e manca anche il personale sanitario. Situazione d'emergenza all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza e questa mattina il sindaco Chiuto ha verificato di persona quali sono le criticità e ha deciso di emanare un'ordinanza. Ho visto che al pronto soccorso c'erano ancora 22 pazienti che non erano stati allocati nelle strutture. È chiaro che questa è una situazione di emergenza che sta
interessando tutto il territorio nazionale, ma che ci preoccupa, perché non abbiamo, da quello che ho visto, un problema al momento nel reparto di terapia intensiva, dove i posti sono ancora disponibili e che potrebbero anche essere facilmente ampliati in altri reparti, come quello di cardiologia, ma abbiamo un problema nel curare le persone che arrivano a Cosenza da tutta la provincia. Probabilmente non sono stati allestiti ancora gli altri ospedali SPOC che possono curare gli ammalati negli altri centri urbani, e quindi qui c'è una situazione di emergenza. Reparti in affanno, il personale sanitario costretto a turni di lavoro massacranti, e tutto questo in piena pandemia. Ho pensato di emanare un'ordinanza che consentisse, appunto, con procedure più veloci, di assumere il personale sanitario che è necessario. Questo era quello che bisognava fare nei mesi passati. C'erano anche le risorse disponibili, queste risorse abbiamo visto non sono state impegnate. La responsabilità, sottolinea Occhiuto, soprattutto in questo momento è dei sindaci, ecco perché ha chiesto che la sanità calabrese venga affidata a loro. Ho proposto anche, insieme ad altri sindaci, di andare dal Presidente della Repubblica per chiedere la fine di questo commissariamento. Se proprio in questa fase di emergenza sanitaria ci deve essere qualcuno che ha dei poteri, diciamo, commissariali, questi in questo momento potrebbero essere anche i sindaci. Il neocommissario della sanità calabrese è arrivato in serata e dovrebbe insediarsi già domani, ma non è detto che ciò avvenga. Dobbiamo tenerci Zuccatelli? Al momento è sì e no, nel senso che Speranza non lo molla e non può mollarlo per una serie di motivi di natura politica e di equilibri interni al partito. Il manager da 40 anni in sanità arriva da sinistra, ha attraversato la lunga stagione del PC, è stato consigliere comunale a Cesena, candidato con scarsa fortuna, avendo preso solo una manciata di voti alla Camera per Liberi e Uguali. Lo stesso partito del ministro Speranza. Ma questo è il meno, perché il prescelto si è reso protagonista nell'ultimo periodo di una serie di performance in circuito sul web che non garantiscono affatto, anzi indignano e, per dirla tutta, sconcertano. A tal punto che anche un suo compagno di partito, Nicola Fratoianni, ha avvertito l'esigenza di dire al governo che bisognava intervenire. Già, intervenire. E come? Avendolo appena nominato è difficile licenziarlo. Al momento c'è solo una possibilità, e cioè che si dimetta. Lo farà? Potrebbe, ammesso però che ottenga in cambio qualche altra cosa. Si usa così in politica. Intanto i 5 Stelle spingono il governo e infilano sul tavolo delle possibilità l'improbabile candidatura di Gino Strada. Lascia Kabul e viene a Catanzaro. Al momento è una boutade, nel vero senso della parola. In tutto questo casotto con Cotticelli che dice di essere stato intervistato a sua insaputa e che sta indagando su se stesso per capire cosa gli è successo. La Calabria è ferma, pericolosamente ferma, mentre il contagio avanza, gli ospedali arrancano, le USCA non ci sono, tranne qualche rara eccezione, e decine di cittadini attendono di sapere l'esito del tampone da giorni. C'è poco da fare, qui non cambia mai nulla, da 10 anni a questa parte. I calabresi sono spaesati, vorrebbero vedere pronta a intervenire una nuova classe dirigente per uscire dal limbo in cui la regione sembra condannata. È necessario che il governo sappia intervenire, ma tenendo in considerazione la voce dei cittadini della regione, che sono stanchi di subire angherie di ogni tipo e non meritano tanta sciatteria. E nel pomeriggio, sempre a proposito del caos sanità, proprio nel pomeriggio il Premier Conte ha telefonato a Gino Strada. Bene, l'ipotesi su cui starebbe ragionando il governo è quella di affiancare Gino Strada a Zuccatelli, quindi senza sostituire quest'ultimo, affidando al fondatore di Emergency il compito di organizzare i reparti Covid degli ospedali da campo per far fronte alla pandemia. Vedremo dunque nelle prossime ore cosa accadrà, ma intanto monta la protesta in Calabria proprio contro la situazione della sanità in questa terra e contro il DPCM del governo. Chiedono sanità e reddito i manifestanti scesi in strada ieri a Cosenza per protestare contro chi ha gestito il comparto sanitario calabrese e sta affrontando ora l'emergenza coronavirus. Non è la prima volta che in Calabria si urla e si sfila contro la politica nazionale e regionale. Già nei giorni scorsi in centinaia si erano mobilitati per esprimere il proprio dissenso contro le scelte che hanno portato la regione ad essere zona rossa prima ancora di raggiungere livelli preoccupanti di contagio.
Adesso che giorno dopo giorno il lockdown diventa una misura necessaria per contenere un'epidemia che rischia di mandare prestissimo in tilt le strutture ospedaliere calabresi, cresce la rabbia di chi si sente vittima in ogni situazione, non tutelato dal punto di vista sanitario e abbandonato a se stesso in una Calabria costretta ad abbassare le saracinesche. Le ultime vicissitudini e le figuracce istituzionali non fanno altro che acuire il desiderio di cambiamento che sfocia nella protesta anche a Catanzaro, slogan da stadio, cori contro la politica, ognuno ha una sua idea in una folla eterogenea che comprende anche qualche negazionista che se la prende con i giornalisti. Non saranno le ultime manifestazioni purtroppo, perché la soluzione per la Calabria non è dietro l'angolo. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno e giustamente la gente, non dico che è inferocita perché si è comportata benissimo, è stata molto composta, però la gente sente il bisogno di fare vedere quelle che sono le proprie istanze. Sono una partita IVA, quindi sono qui a solidarizzare con gli altri perché la situazione è estremamente delicata. Sono scesi in piazza questa mattina alcuni genitori cosentini per chiedere la chiusura di tutte le scuole in città. Per responsabilità il sindaco, come hanno fatto tutti, le devono chiudere. Hanno chiesto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, un gruppo di genitori che questa mattina hanno organizzato un sit-in di protesta davanti Palazzo dei Bruzzi a Cosenza. Hanno esposto il loro parere alla dirigente del settore, ma il primo cittadino, anche attraverso i social, ha detto a chiare lettere che la scuola è un luogo sicuro e che queste decisioni spettano al governo centrale. La tutela di mia figlia sono io, è un abuso, mi obbligano a portare mia figlia a scuola e non è giusto. Siamo in netta pandemia, zona rossa, e mi obbligano a portare mia figlia a scuola. Non possiamo giocare sulla salute dei bambini, perché già i bambini sono stalkerizzati a casa, dalle mamme, da noi genitori. Metti i guanti, metti la mascherina, cambiala ogni ora, il disinfettante, le salvezzine imbevute, non toccare il bagno, non toccare niente. 6 ore con la mascherina. Le DAD non vi spaventano? No, perché l'abbiamo già fatta e ci siamo trovati benissimo. Meglio una didattica a distanza che una didattica in presenza, però con la paura che i nostri figli si possano infettare. Ci sono state le maestre positive che hanno fatto i tamponi, aspettavano i risultati e nel frattempo ancora venivano a scuola. Questo non si deve fare. Ci sono anche le aule virtuali. Chi lavora le manda a scuola, noi che non lavoriamo ce li teniamo a casa con la didattica a distanza. Punto e basta. Le scuole non sono sicure, assolutamente. In molti istituti sono saltati dei protocolli e le distanze sia quando escono e quando entrano non c'è. Quello che temono queste mamme e questi padri è che la situazione precipiti e in quel caso la sanità in affanno non garantisca a tutti il diritto alla salute. Se non si agirà in fretta, fanno sapere, le proteste saranno eclatanti. Se il sindaco non prende posizione oggi, le prendono le mamme, soprattutto se si gioca sulla salute dei propri figli. Quindi, se il sindaco oggi non chiude le scuole, domani mattina le andiamo a chiudere noi. Dopo l'Ocri anche l'ospedale di Polistena è stato autorizzato a processare i tamponi. Siamo davanti all'ospedale di Polistena, alle mie spalle il pronto soccorso dove il lavoro come al solito è intenso. Qui oggi è una giornata che ha una sua importanza, una notizia positiva in questa fase di emergenza davvero straordinaria. Ebbene, il laboratorio di analisi del nosocomio polistenese da oggi potrà processare i tamponi anti-Covid e questa è davvero una notizia importante che dà certamente speranza, soprattutto in via preventiva ma anche in quella che è la cura vera e propria del virus. Ricordiamo che proprio questa struttura nelle settimane scorse era stata al centro dell'attenzione mediatica proprio perché alcuni operatori medici, infermieri, OSS erano rimasti contagiati. Questo aveva indubbiamente creato viva preoccupazione, era intervenuta l'amministrazione comunale chiedendo la riapertura del pronto soccorso che per 24 ore era stato appunto chiuso e ovviamente chiedendo anche la sostituzione degli operatori contagiati. Quell'emergenza almeno parzialmente è stata superata, oggi c'è questa novità importante secondo la quale appunto i tamponi anti-Covid potranno essere processati anche qui a Polistena. Lo stesso, ricordiamo, sta avvenendo da qualche giorno all'Ocri. E a proposito di l'Ocri, è importante la riunione ieri a Siderno del comitato dei sindaci del comprensorio dell'Alto Ionio Reggino. Si è deciso proprio di chiedere in maniera ufficiale che la struttura che ospitava
l'ospedale di Siderno, da tempo dismesso, oggi utilizzata per uffici e servizi ambulatoriali, venga trasformata in struttura Covid. Questa è una richiesta molto importante che ha, speriamo, una sua forza e quindi potrà esserci un elemento in più in questa lotta contro il virus. Tra le vittime del Covid anche Francesco Samengo, presidente Unicef Italia. È morto ieri sera all'età di 81 anni il presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo, ennesima vittima di questa spietata pandemia. Era ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma e fino all'ultimo, prima che le sue condizioni si aggravassero, ha continuato a lavorare per promuovere iniziative per l'Unicef. Mi lasci un dolore straziante ma anche composto, a prevalere l'orgoglio di aver avuto come padre. Questo virus bastardo ha piegato il mondo intero e anche te, papà mio, così il figlio Alfonso Samengo, vice direttore di Rai Parlamento, già caporedattore del TGR Calabria e vice direttore di Rai International, ha annunciato la scomparsa del padre Francesco. Francesco Samengo, l'angelo dei bambini, sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei bambini e dei giovani in Italia e nel mondo. Presidente dell'Unicef Italia dal 2018, Samengo è stato volontario per oltre 20 anni, poi componente del Consiglio direttivo e dal 2001 presidente del Comitato regionale della Calabria per l'Unicef. Nato a Cassano Ionio, viveva da molti anni a Roma, laureato in economia e commercio, iscritto all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, ha ricoperto importanti ruoli manageriali e apicali in numerose aziende pubbliche. La Proloco di Castrovillari, attraverso il presidente Eugenio Iannelli e il direttore artistico Gerardo Bonifati, nel 2019, in occasione del 61esimo Carnevale di Castrovillari presso Villa Bonifati, aveva consegnato il premio Carnevale istituito dalla consulta scientifica dell'ente, assegnato ogni anno a calabresi che portano alla ribalta della cronaca nazionale e internazionale la loro terra d'origine. Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all'unanimità, nella seduta che segna il congedo dell'Assemblea dopo la prematura scomparsa della Presidente Iole Santelli, la legge sulla doppia preferenza di genere. Dunque si tornerà alle urne, insomma dovrebbe tornarsi, i calabresi dovrebbero tornare a votare tra febbraio e aprile. L'emergenza coronavirus terrà in sella fino al 10 febbraio Nino Spirli e la sua giunta. Il Consiglio dei Ministri, dopo aver ricevuto la lettera del Presidente del Consiglio Tallini, con la quale l'esponente politico ha chiesto al governo di far presto ad indicare una data utile per tornare alle urne. Certo, Tallini si aspettava di chiudere prima la partita, ma questa è la data più plausibile, anche perché Spirli non ha alcun interesse ad accelerare. Si prenderà tutto il tempo necessario per preparare al meglio la consultazione. Non è proprio un bel momento per la Calabria, che è costretta ad affrontare la più difficile e complicata battaglia della sua storia con un governo non eletto. Dovrebbe limitare la sua attività solo ed esclusivamente alla gestione ordinaria, ma sono in tanti a dubitare che sia così. Il potere esercita un fascino irresistibile e non è detto che, trovandosi nella possibilità di poter assumere decisioni, non si vada oltre la gestione dell'ordinario. I segnali già ci sono. Vedremo come interpreterà il ruolo Nino Spirli. Né della fretta. C'è una notizia di cronaca, è stato corruzione e abuso d'ufficio, chiesti 4 anni e 8 mesi per l'ex governatore Oliverio, indagato nell'ambito dell'inchiesta Lande Desolate della Procura di Catanzaro, una inchiesta, lo ricorderete, che riguarda anomalie riscontrate nella realizzazione di 3 opere pubbliche. C'è un'altra notizia, nel pomeriggio erano arrivate le dimissioni di Giovanni Minoli proprio dalla Calabria Film Commission. Poi il presidente facente funzione della giunta Nino Spirli ha preso atto di queste dimissioni ma le ha respinte. L'incarico del commissario dunque della Calabria Film Commission è stato riconfermato e Spirli a breve incontrerà Minoli per ribadire il progetto di rilancio della fondazione ideato dalla compianta presidente Iole Santelli. Invece adesso vediamo come oggi è chiuso la borsa.
chiusura per lo più positiva per le borse europee, mentre oltreoceano Wall Street prosegue contrastata, dinamica alimentata dalle notizie positive di ieri sul vaccino di Pfizer, anche se la Food and Drug Administration ha chiarito che serviranno ancora alcune settimane per completare la fase di test. La FDA ha dato il via libera all'utilizzo negli USA della terapia anti-Covid di Eli Lilly con anticorpi monoclonali, mentre i test sul vaccino di Sinovac sono stati sospesi in Brasile a seguito di un grave incidente. Il tutto mentre la pandemia continua a correre soprattutto in Europa e negli Stati Uniti e sorgono preoccupazioni legate ad un minor pacchetto di stimoli fiscali negli USA e la potenziale battaglia legale sull'esito delle elezioni presidenziali. Sul fronte macro la fiducia degli investitori istituzionali tedeschi è diminuita da 56,1 a 39 punti, mentre l'indicatore relativo alla situazione corrente si è attestato a meno 64,3 punti dai meno 59,5 punti del mese precedente. In Italia la produzione industriale ha registrato a settembre un forte calo rispetto al mese precedente a meno 5,6% e rispetto a settembre 2019 a meno 5,1%. In questo clima incerto, il FTSE MIB di Milano e il DAX di Francoforte archiviano le contrattazioni in progresso dello 0,5%, il CAC 40 di Parigi dell'1,5%, il FTSE 100 di Londra dell'1,8% e l'Ibex 35 di Madrid del 3,5%. Oltreoceano avanzano il Dow Jones a più 0,5%, l'S&P 500 a più 0,4%, mentre arretra il Nasdaq a meno 1,3%. Sul Forex l'euro-dollaro è poco mosso in area 1,181, mentre il cambio tra il biglietto verde e lo yen si attesta a 105,3. Tra le materie prime avanzano ancora le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,7% a $43,1 e il VTI a più 1,8% a $41. Sull'obbligazionario il BTP Bund staziona in area 124 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,75%. Tornando a Piazza Affari, sul FTSE MIB prosegue il recupero di Leonardo a più 7,4%, in scia alle ipotesi di quotazione di DRS da cui incasserebbe circa 1 miliardo, anche se la società ha precisato che nessuna decisione formale è stata presa in merito. In spolvero anche Unicredit a più 5,2%, Intesa a più 4,4% ed Eni a più 4,1%, mentre le vendite colpiscono STM a meno 6% e Prysmian a meno 4,3%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Un vasto e robusto campo d'alta pressione domina ancora l'Europa centrale, orientale e l'Italia, contribuendo a mantenere il tempo stabile anche sulla nostra regione, dove quindi continua a permanere una situazione anomala di tempo secco. Domani sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti, comunque innocui, nella notte su Cosentino Ionico e Crotonese e durante il pomeriggio sulle zone interne. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani situazione analoga a quella di martedì, con venti che soffieranno dai quadranti settentrionali moderati quasi ovunque sullo Ionio, che si presenterà quindi mosso in corrispondenza dei bacini crotonesi, catanzaresi e reggini. Venti deboli di direzione variabile invece sul Tirreno, che sarà quasi calmo. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.